Chiederemo lo stato di emergenza. Il governatore siciliano Renato Schifani, in una giornata decisamente drammatica per la Sicilia, si rapporterà con il governo nazionale per la richiesta dello stato di emergenza. Ci sono danni ingenti ancora non quantificabili, prosegue il governatore, e numerosi roghi ancora attivi. Gli incendi di oggi, oltre a tantissimi danni, hanno anche arrecato innumerevoli disagi a Palermo e ai cittadini. Le fiamme nella montagna che sovrasta l'ospedale Cervello, come vediamo da queste immagini, hanno stravolto la quotidianità di medici e pazienti. È stato infatti evacuato per alcune ore il padiglione B del nosocomio, evacuati d'urgenza i reparti di ematologia e medicina tradizionale, disposto il trasferimento dei degenti. Preallertate per evacuazione anche medicina e gastroenterologia, disagi anche nell'altro ospedale cittadino, il policlinico. Le alte temperature hanno creato disagi per l'attività dei medici. La terapia intensiva ha chiuso i ricoveri per il malfunzionamento degli impianti di condizionamento e trasferito i pazienti. Nell'area di emergenza chiuse anche le sale operatorie, così in ortopedia, mentre quelle della chirurgia plastica funzionano solo per interventi brevi e urgenti. Bloccata anche l'attività dell'endoscopia. L'inferno di fuoco ha stravolto anche l'operatività dell'aeroporto Falcone Borsellino, chiuso per diverse ore. Caos, disagi e file, gente che inevitabilmente ha rischiato o addirittura perso il volo. Le operazioni vanno avanti a rilento in una situazione comunque di assoluta emergenza ed imprevedibilità dovuta a una situazione eccezionale. Inferno di fuoco anche nel quartiere Santa Maria di Gesù, in fiamme il cimitero, anche la chiesa del convento è stata aggredita dal rogo. È stato il fuggi-fuggi, chi si trovava ancora all'interno per fare visita ai propri cari si è dovuto allontanare velocemente. Messina accerchiata dalle fiamme, sono numerosi gli incendi nelle colline della città che stanno mettendo in seria difficoltà vigili del fuoco, protezione civile, forestale. I roghi hanno coinvolto tutta la parte nord, dall'Annunziata a Curcuraci, Faro Superiore, Tono, Castanelle, Masse, scene di grande drammaticità a Faro Superiore dove il fuoco ha coinvolto alcune abitazioni ed un maneggio da cui è stata evacuata una trentina di cavalli, danneggiate seriamente dalle fiamme diverse ville a Curcuraci con i proprietari costretti ad allontanarsi ed abbandonare in tutta fretta le proprie abitazioni. Da questa mattina stanno intervenendo in Canadair gli elicotteri della Forestale, raddoppiato il dispositivo di emergenza, impegnate 15 squadre di soccorso con 94 uomini e 40 mezzi dei vigili del fuoco, personale e mezzi di rinforzo provenienti anche dalla Campania e una squadra da Catania. A Messina si sono verificati diversi blackout elettrici con conseguenze anche per l'approvvigionamento idrico. Attivato in prefettura un coordinamento interforze anche perché la situazione è critica non solo in città ma anche in provincia. La situazione è più difficile nel pomeriggio a Oliveri, dove il sindaco ha chiesto di evacuare buona parte del paese. Anziani e persone in difficoltà sono stati portati a Falcone, per gli altri ha disposto il concentramento al campo sportivo. La stazione di servizio di Tindari sulla Venti è stata distrutta dal fuoco. A Santo Stefano di Camastra un incendio ha danneggiato il depuratore, interessato 4 abitazioni. A Furci le fiamme hanno avvolto la collina e raggiunto 2 complessi abitativi. Diverse case sono state evacuate per motivi di sicurezza. A Trappitello nel pomeriggio il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha disposto l'evacuazione delle ville che ci sono in contrada Feoconiglio, a ridosso del confine con Gaggi. Mentre si continua a spegnere i focolai che ancora ardono in molte zone del parco archeologico di Segesta, si inizia a fare la conta dei danni incalcolabili, quelli prodotti nella notte dal vasto incendio che ha mandato in fumo l'area del parco archeologico e le aree boschive limitrofe, Pispisa, Mango, Contrada Margana, Giacaudo, Conca, Scorciaiatto e in fumo anche il punto di ristoro all'interno del parco stesso. Le fiamme hanno anche divorato le installazioni artistiche inaugurate in questa settimana all'interno del Tempio Dorico a ridosso. L'incendio era partito dal Castello Femio a Calatafimi, poi nel primo pomeriggio le fiamme avevano interessato le zone agricole limitrofe alla galleria di Segesta ed era stata chiusa al traffico la A29. In pochi minuti però, complici le altissime temperature, ieri stanotte a Trapani c'erano 50 gradi, l'inferno di fuoco si è propagato all'interno del parco archeologico e nelle contrade limitrofe. In una tragedia, dice il sindaco di Calatafimi Francesco Gruppuso, che invita chiunque sappia qualcosa su questa mano criminale a recarsi presso le sedi opportune per denunciare. Oltre alla vegetazione, nella notte sono andate bruciate abitazioni e strutture turistiche ed evacuate circa 400 persone che si trovano ricoverate presso il teatro comunale, mentre si stanno valutando soluzioni per quanti si ritrovano senza casa. Anche il camping La Pineta è stato minacciato dagli incendi ed è stato evacuato. Il sindaco, l'amministrazione e i cittadini di San Vito Lo Capo chiedono aiuto per avere i Canadair che ancora non si sono visti. Scrive il sindaco Francesco La Sala, bisogna salvare la riserva.
Da domani l'operatività dell'aeroporto di Catania passerà da 8 a 10 voli all'ora, 5 partenze e 5 arrivi, mentre da martedì 1 agosto, quando entrerà in funzione la tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall'aeronautica militare, si potrà arrivare fino a 14. Il ritorno alla piena normalità si avrà qualche giorno dopo, non appena termineranno le operazioni di bonifica e il ripristino del Terminal A. Dovremmo andare a Malta, però sta ritardando, non si sa quando arriva il volo e per il momento ci sono 2 ore di ritardo. Il volo ritarda ogni mezz'ora, ci fanno entrare, ci fanno uscire, un po' di confusione. No, è terribile. Noi veniamo da Reggio Calabria, siamo partiti alle 4 e siamo qua da 2 ore di ritardo. Sì, purtroppo sì, stiamo andando a Trapani e non c'è nessuna informazione tramite telefono, tranne che uno viene fino qua e questo è un disagio enorme. Il presidente della regione Renato Schifani ha voluto toccare con mano la situazione catanese con un sopralluogo nello scalo etneo. Alla riunione ha voluto partecipare in videocollegamento anche il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Ottimo coordinamento con il ministro Salvini che sta seguendo assieme a me da vicino la vicenda. Vi sono delle previsioni ottimistiche di ripresa, come ha detto l'amministratore delegato alla SAC. Si farà un piccolo ma importante terminal con una tensostruttura molto grande che consentirà di aumentare ancora il numero dei voli per ora attraverso una struttura che sarà montata entro domenica e che quindi dopo un paio di giorni sarà operativa. Il caos del trasporto aereo di Catania approda in Senato. Con 144 voti favorevoli l'Aula di Palazzo Madama ha approvato all'unanimità la mozione sulle criticità nei collegamenti aerei con Catania e la Sicilia, sottolineando però la grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna. Adesso i senatori chiedono un piano di emergenza straordinaria da adottare sin da subito e un'attività ispettiva su quanto accaduto all'aeroporto Fontanarossa. Ciao, sono Chiara e siamo arrivati in cima! I VIP ci sono, ma i turisti no, o meglio, i turisti vorrebbero raggiungere le isole Eolie, ma la perdurante chiusura dell'aeroporto di Catania, le difficoltà di collegamento e i prezzi troppo alti dei trasporti verso le isole minori della Sicilia fanno cambiare destinazione e programmi di viaggio. Le isole Eolie in questi giorni stanno vivendo un ennesimo disagio dovuto alla chiusura dell'aeroporto di Catania, infatti si registrano molti ritardi e molte disdette. Catania è l'unico aeroporto che serve bene, diciamo, le isole Eolie, perché non abbiamo altri aeroporti al di fuori di questo. Reggio Calabria è difficile da raggiungere per via degli aliscafi. Assoesercenti Sicilia stima un danno da 40 milioni di euro al giorno per l'indotto turistico di tutta l'isola, in particolar modo per la parte orientale, a causa della chiusura parziale di Fontanarossa. A essere coinvolti, spiega Salvo Politino, non sono solo i passeggeri, ma l'intera filiera legata al turismo, dai taxi agli hotel, dai bar ai ristoranti, passando per le agenzie di viaggio. Questa situazione ovviamente si aggiunge alle ataviche problematiche relative ai trasporti da e per le isole Eolie, aggravati quest'anno anche da un aumento dei costi per quanto riguarda le navi. E se i social offrono immagini da sogno con Robert De Niro a Panarea, Chiara Ferragni and Friends in catamarano tra Lisca, Strombolicchio e Lipari o in vetta allo Stromboli, raggiungere le Eolie per le persone comuni diventa un viaggio lungo e dispendioso, soprattutto per chi parte dal nord o centro Italia. I costi dal nord verso la Sicilia sono molto più alti rispetto ai costi che un turista può avere per andare dal nord in Sardegna, quindi diciamo che la regione dovrebbe cercare di mitigare queste differenze. La soluzione, dicono gli operatori del settore, potrebbe essere quella di migliorare i collegamenti e le comunicazioni con l'aeroporto di Lamezia Terme in Calabria. Una collaborazione fra i vari enti e le varie regioni potrebbe favorire il turismo in tutto il centro-sud. Sono giorni difficili a Catania, dove i continui distacchi di corrente elettrica stanno creando gravi disagi ai cittadini e mettendo in ginocchio anche le aziende. Ci troviamo all'interno di un'azienda della zona industriale dove la produzione si è fermata ormai da giorni a causa di un blackout perdurante. Sono circa 60 gli operai che lavorano all'interno. Qui si producono integratori alimentari ma anche prodotti cosmetici e non si sa quando si potrà tornare a lavorare.
I proprietari ci accompagnano all'interno. Come vedete dalle immagini, tutti i macchinari per la produzione sono fermi. Ogni comparto, ci spiegano, deve mantenere la sua temperatura, che va dai 22 ai 25 gradi circa. Le temperature roventi di questi giorni rischiano di deteriorare la produzione. Abbiamo chiesto di fare un intervento e darci anche dei tempi di intervento per poter capire, comprendere quando possiamo rimettere in funzione lo stabilimento, e nessuno ci dà una risposta. Non abbiamo visto nessuna squadra fare nessun tipo di intervento. Incertezza anche per il futuro dei 60 operai. Siamo anche in difficoltà perché non sappiamo se chiedere la cassa integrazione, se metterli cioè, cosa fare diventa complicato perché non hai una idea e un orizzonte temporale di un ripristino di questo tipo. E non riusciamo a fronteggiare l'alto flusso perché dovremmo essere 25 il motivo qual è? e siamo 9 persone lavorano per 25 perché non si presenta nessuno a lavorare in questo denunciate, se non denunciate. Abbiamo denunciato e la direzione se ne frega. È lo sfogo di un medico del pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. I sanitari sono pochi, i pazienti tanti. Se voi siete con noi possiamo fare qualcosa, no, ma se voi siete contro di noi, che ci aggredite, noi non possiamo continuare così. Questo pronto soccorso è a rischio imminente di chiusura, quindi un attimo di pazienza, cortesemente aiutateci perché noi non ce la facciamo più. Qui c'è un elevato rischio clinico e quelli che stanno sopra di noi ci stanno ammazzando tutti, sia i parenti, sia i pazienti, sia noi. A registrare questo sfogo è stato il figlio di un paziente arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Del sovraffollamento nell'unico pronto soccorso della città ne avevamo già parlato qualche mese fa, ma da allora nulla sembra essere cambiato. È veramente vergognoso che i pazienti debbano stare nei corridoi, sopra le barelle, abbandonate per ore, sempre perché qui all'ospedale Umberto I di Siracusa mancano i medici e mancano gli infermieri. È uno schifo, è una vergogna. Prima di una visita spesso passano ore, le lancette dell'orologio girano e per chi sta male il tempo di attesa sembra durare un'eternità. A lamentarsi non sono solo i pazienti ma anche i familiari. Qualcuno deve fare qualcosa, l'ospedale Umberto I di Siracusa è al collasso. Troppe responsabilità, pressioni e bassa retribuzione sarebbero queste le motivazioni che portano i medici a scegliere reparti diversi da quelli d'urgenza. Così a Siracusa, come nelle altre città, il problema non cambia e i pronto soccorso restano senza medici e sovraffollati di pazienti.